Ripartiamo dai cavalli, abbiamo qui di fianco a me 3 ospiti, di cui una veneta e 2 clandestini, 2 immigrati. Abbiamo portato il passaporto. Direttamente dalla stessa regione da cui l'altro giorno, ieri, veniva il sottosegretario alle politiche agricole, perché entrambi venite dalla Puglia. Perfetto. Una cosa in comune di voi 3? Allora, di noi 3 amanti di cavalli, di noi 2 avvocati. Ah, lui no invece. No, lui no. Giusto, chiedo scusa, lui è veterinario. Perché ci siamo messi qua, abbiamo fatto questo tondino pieno di cavalli che si preparano al prossimo concorso. Tra l'altro dovremo avere poi al termine di questo blocco una delle protagoniste della giornata di ieri, perché con i nostri ospiti parleremo di... Compravendita del cavallo. È più importante nella compravendita l'avvocato o il veterinario? Entrambi, si lavora in sinergia e in team, e solo così si può garantire in primis la salute dell'animale e poi tutelare il compratore. E questo lo dice il veterinario. L'avvocato invece dice che è più importante il veterinario oppure l'avvocato? Sono 2 figure entrambe molto importanti nella compravendita, come vedremo nel corso di questa intervista, perché l'avvocato serve sulla parte contrattuale. Purtroppo serve, devo dire purtroppo l'avvocato serve. No, so che per voi non dispiace che dica purtroppo, però in Italia abbiamo tanti avvocati come forse in nessun paese del mondo, siamo uno dei paesi più litigiosi del mondo, ma in questi casi purtroppo talvolta l'avvocato serve. Sì. Il veterinario invece è molto utile soprattutto nelle visite di compravendita, laddove può in qualche modo controllare eventuali patologie del cavallo e garantire sia il compratore che il venditore che non possano sorgere poi problemi, appunto per evitare poi il contenzioso e di chiamare l'avvocato. Faccia finta di non avere un veterinario di fianco. Quante volte ve la prendete col veterinario? Poche, perché se si riesce a allegare il referto della visita veterinaria di compravendita al contratto, i problemi sono meno, sicuramente. Tirate in ballo il veterinario, come si difendono? Bene o male? Benissimo, certamente. Di solito. Dipende dall'avvocato. È simpatico. Ma davvero, se c'è da difendere, è più spesso difendere, è più facile difendere, se preferite, il venditore accusato o il compratore che si sente truffato? Beh, tutto dipende dal caso concreto, non è possibile a priori... Nella media? Nella media solitamente è più difficile difendere il venditore, perché ci sono una serie di garanzie che il venditore dovrà assicurare al compratore, che non sempre si riesce in qualche modo a chiudere in maniera bonaria. Ecco. È d'accordo che... Sono d'accordo, anche perché il compratore ha un'unica obbligazione, che è quella di pagare il prezzo. Le garanzie e tutto il resto stanno al venditore. Allora noi lasciamo questa situazione, ringraziamo Alessandro che ci ha tenuto compagnia, andiamo verso il nostro studio, dove ci aspetta l'esperta legale di Pisa e Vendere, ci sta guardando, la inquadriamo Italo, inquadriamo la nostra avvocata che ci guarda con occhio... No, un primo piano possiamo farglielo? Eccola qua, un bel sorriso per la stampa, grazie, molto gentile. Tutto bene? Tutto benissimo. Lei è già la seconda volta quest'anno. Prego, torniamo ai nostri posti di combattimento. Bentornata. Bentornati a voi. So che sentire la mia mancanza. Moltissimo, ovviamente. Allora, io visto che lei ha questo infausto compito, se vuole presentare i suoi colleghi. Sì, allora... Partiamo dalle donne. Lei è l'avvocato Elena Dalla Costa, è un avvocato del Foro di Padova, è stata giudice sportivo della Federazione Italiana Sport Equestri fino al 2014. L'avvocato Pier Francesco Viti, invece esperto in diritto equestre, l'encomio di aver pubblicato per primo una pubblicazione proprio specifica sul diritto equestre. E non me l'ha portata? No, purtroppo no. No, ripeto, se non usa il microfono da casa non sentono. Purtroppo no, perché non mi piace portare cose dietro, quindi ho preferito non portarla. Però quindi i vestiti li ha comprati qua. Lei è venuto in jeans, tutto comprato qua sul posto. No,
non ho il portaborse. Ecco. Vabbè, aveva una pubblicazione per vederla. Quindi, no, certo, però le garantisco che esiste. Si fida. No, se lo dice l'avvocato Verrecchia io non oserei mai dubitare di quello che dice, poi mi fa causa per diffamazione, non ci penso neanche lontanamente. Preparata sui colleghi, vediamo sui non colleghi. Sui non colleghi, il dottor Paolo Bercia, che è un veterinario esperto nelle visite di compravendita, visto che interviene in questo nostro incontro agguato, come lo chiamano. Sì, nel senso, ovviamente è preparata, è preparata. Non so se, non credo l'abbia sentito quello che dicevamo. No, quindi facciamo finta che cominciamo adesso. Come introdurrebbe il tema? Allora, il tema viene introdotto semplicemente con questa riflessione. La compravendita dei cavalli, che è un contratto che spesso ha dei valori economici anche elevati, è uno dei contratti principali che affronta il mondo equestre, perché ovviamente abbiamo questi animali che vengono venduti e vengono acquisiti. Spesso presenta molti punti di problematiche che poi devono essere successivamente sviluppati da noi, nel senso che la gente vende e compra cavalli spesso senza fare nemmeno dei contratti scritti con dei valori economici elevatissimi, e poi dopo, quando ci sono dei problemi, va dall'avvocato. Sì, devo dire che prima mi raccontava un episodio di come non si deve comprare un cavallo. Assolutamente sì. Lo vogliamo perché siamo veramente alla follia. Tanto non facciamo nomi, ma io le credo che è vero. No. Se no mi querela per diffamazione. Perché ci mancherebbe altro. Però è veramente. Sì, parlavamo di una signora che aveva acquistato, una signora francese che aveva acquistato un cavallo in un allevamento italiano e pagato 60.000 euro. Quindi non noccioline. No, noccioline. E il cavallo gli era stato consigliato. Allora vediamo. Una persona che compra un cavallo per 60.000 euro, per quanto sia facoltosa e possa, cosa dovrebbe fare? Il minimo sindacale. Perché lei lo sa già perché l'ha sentito, quindi lo chiedo a chi non l'ha sentito. Il minimo sindacale. Allora, innanzitutto una visita veterinaria di compravendita che ne comprovi l'idoneità all'uso. Fatta da chi? Dal veterinario. Da che veterinario? Di fiducia, proprio per chi acquisisce. Chi compra. E un contratto scritto, che è fondamentale, cosa che non c'è. Vediamo che cosa ha fatto. La signora, la visita... Arriva il cavallo si accorge che il cavallo è zoppo, presentava dei problemi e io ho chiesto: signora, ma chi gliel'ha fatta? Cioè, l'ha visto il cavallo? Dice: no, il cavallo l'ho preso, non l'ho mai visto, mi è stato consegnato, l'ho visto in fotografia, e ha fatto fare una visita veterinaria. Fotografia, neanche un filmato? In fotografia, e si è fatta fare una visita di compravendita da un veterinario. Sì, l'ho fatta, ma l'ha fatta il venditore. E ho detto: signora, però... Cioè, la visita in questo caso, se un veterinario fa una visita e dichiara, anche se è del venditore, che però il cavallo è dritto e il cavallo arriva storto, si prende la sua responsabilità. Bisogna anche capire come ha fatto questa visita veterinaria, se ha stilato una relazione, quindi se c'è un documento scritto, firmato e datato e timbrato dal veterinario oppure no. Allora, chiediamo al veterinario, quando si fa una visita per una compravendita, che cosa è doveroso che un suo collega consegni a chi acquista il cavallo? Allora, prima di consegnare è importante che il collega veterinario faccia una domanda precisa, quindi debba capire da chi comprerà il cavallo quale sarà l'utilizzo che ne farà del cavallo stesso. Da lì parte la visita e quindi gli esami specifici, e quindi rispondo alla sua domanda dicendo che quello che deve richiedere dal veterinario varierà in base alla destinazione dell'animale, ma comunque in ogni caso una relazione scritta è importante. Io che mi rivolgo a un veterinario devo chiedere comunque una relazione scritta, corretto? Questo sempre. Anche al di là della destinazione dell'animale, la relazione è importante che sia scritta, firmata, e poi alla relazione posso aggiungere che il cavallo sia chiaramente identificato? Assolutamente, vanno allegate tutte le... sembra banale, sì, ma non è se un cavallo X, deve essere chiaramente identificato che è quel cavallo. Assolutamente sì. Mi sembra doveroso. È importantissimo anche, come diceva il veterinario,
dichiarare al momento della compravendita che uso se ne farà del cavallo, perché è ovvio che se per esempio il cavallo a passeggiata non è il cavallo d'ostacoli o il cavallo da jumper ha, diciamo, può presentare delle problematiche diverse, o per esempio pensiamo all'allevatore che compra un cavallo da riproduzione e si accorge che il cavallo è sterile, quindi anche in base all'utilizzo del cavallo e quindi la dichiarazione che il compratore fa al venditore al momento della compravendita, poi bisogna, come ha detto il veterinario, calibrare poi quali tipo di esami effettuare sul cavallo. Nel caso in cui il cavallo arrivi non corrispondente al certificato veterinario allegato, torniamo a dire chi ha fatto la visita, perché se è il veterinario dell'acquirente... Chiunque sia un veterinario, è un professionista che ha messo la sua firma. Perfetto, allora se non c'è la conformità a quanto è dichiarato nel certificato, avrò un'azione anche nei confronti del veterinario se potrò dire che il certificato non è stato redatto correttamente o ha descritto una situazione che non è quella compatibile con lo stato di salute del cavallo. Il compratore dovrà instaurare un giudizio per far fare una consulenza tecnica veterinaria sul cavallo per capire se il problema è insorto successivamente alla visita, e allora ecco perché la visita deve essere certificata, i dischetti con le lastre hanno una data, perché può anche essere che il cavallo o nel tragitto, ad esempio arrivando dalla Francia a una strada un po' più lunga che comprandolo da un circolo all'altro, possa aver subito un infortunio e quindi non c'è nessuna responsabilità del veterinario. Diversamente, se è accertata che c'è una responsabilità di una dichiarazione non rispondente a verità, esatto, ci sarà anche un eventuale giudizio di responsabilità disciplinare e professionale contro il veterinario. Quante volte le è capitato di dover verificare una certificazione di un collega? Vabbè, direi è cattiva, lo so. Purtroppo non molto spesso. Spesso viene omessa la visita del veterinario nella compravendita e quindi poi sono gli avvocati a dover un attimino creare il clima giusto tra le parti, quando invece si potrebbe trovare un accordo molto più in modo più risolutivo se ci fosse una visita allegata prima. Visto che il suo non collega parlava di un cavallo italiano venduto in Francia, però spesso vediamo anche in Italia cavalli comprati in altri paesi, ci sono problemi su certificazioni che arrivano dall'estero? Allora, i problemi ci possono essere sempre, sia dall'estero sia dall'Italia. Diciamo, forse farei più una distinzione tra la comunità europea e gli extracomunitari. In ogni caso il certificato, se si acquista un cavallo dall'estero, è opportuno richiedere. So che anche i corsi di laurea in veterinaria a seconda dei paesi sono diversi. Certo. Io ricordo che quando in Italia c'erano 52 esami, non è che in tutta Europa ce ne fossero 52, quindi ci sono molte differenze anche nella vostra professione da paese a paese, anche in Europa. Sì, in ogni caso ci sono delle differenze, però la responsabilità resta. È opportuno in quei casi richiedere un certificato in lingua inglese. Problemi ne sono compiuti spesso o raramente con cavalli dall'estero? Allora, abbastanza spesso, nel senso che i cavalli provengono da allevamenti all'estero, però ormai in Italia ci sono tantissimi commercianti che acquistano prima per sé e poi vendono in Italia. Pertanto la compravendita è soggetta al diritto italiano e quindi il contratto viene fatto da un commerciante italiano, molto spesso a un privato o a un altro professionista. E casi direttamente tra acquirente e venditore italiano-straniero? È raro che vada il privato a comprare all'estero in allevamento, è più facile che sia già un professionista strutturato con un allevamento, una scuderia, e quindi ha già un canale diretto con veterinari di fiducia e verosimilmente anche una serie di visite e di esami da fare sul cavallo che sono standardizzati e consuetudinari per loro, quindi a grossi livelli credo che sia difficile trovare un'incompatibilità tra una visita fatta all'estero e una visita fatta qui. In questi casi, purtroppo spiacevoli, ma è giusto parlarne perché non accadano, anche perché noi vogliamo mandarvi in rovina e non farvi lavorare, questo è il nostro obiettivo, però mediamente, parliamo di casistica,
è più facile che prevalga la rabbia, tra virgolette, dell'acquirente sul cavallo che non corrisponde a quanto pensava che fosse, o la difesa del venditore che comunque difende la sua onestà, la sua correttezza? Statisticamente qual è la posizione che più frequentemente cede? Allora, il problema è che stiamo parlando sempre di rapporti commerciali. Certo. Quindi quando questo avviene di solito con dei professionisti del settore, l'accordo lo si trova, nel senso che il professionista, il commerciante che vende cavalli, quando ha un suo cliente che è scontento, alla fine, piuttosto ovviamente di perdere il cliente, magari un accordo lo trova. Quindi se acquista il cavallo rotto per la metà e te ne vendi un altro pezzo del doppio. Sì. Le fattispecie sono varie. L'occhio sconfortato suo ha detto il nostro lavoro. D'altronde, come voi mi insegnate, è meglio un pessimo accordo che una brutta causa, meglio un pessimo accordo che un'ottima causa. Siamo tutti d'accordo. Purtroppo è vero, cioè. Sì. Qualcosa da aggiungere? Sì, diciamo che diamo dei consigli pratici. Prima di tutto mettete sempre tutto nero su bianco. Un contratto meglio, Anche blu su giallo, siamo a Verona. Per i colori a città. meglio scrivere tutto e rivolgersi a professionisti che possono darvi dei forum, dei format di contratto per la compravendita cavalli e possono darvi dei consigli. Utilizzate, quindi prevedete sempre la visita veterinaria di compravendita e soprattutto se trovate qualche difetto, qualche patologia o qualche problematica del cavallo, denunciatela al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Questo è un termine che in assenza di altre partizioni deve essere rispettato. Se non si rispetta questo termine dobbiamo dire che poi la garanzia del venditore viene meno. Qualche consiglio? Il consiglio è quello di parlare chiaro con il veterinario, affidarsi al proprio veterinario di fiducia esperto in compravendita o in ippiatria e far piuttosto un test in più e non un test in meno. Quindi approfondiamo, ecco, gli aspetti prima che emerga il problema. Un'ultima cosa rapidissima. Prima parlavamo di cavalli di un certo prezzo, ma da che cifre in su ha senso fare tutto questo, sinceramente? Io direi da tutte, onestamente, anche perché un contratto, noi professionisti lavoriamo a scaglione, quindi indipendentemente dall'impegno che ci mettiamo, le nostre tariffe sono modulate sul prezzo, quindi non è che chiediamo lo stesso per una compravendita, e quindi anche quello è utile da far sapere. Dopodiché la cosa va scritta, come diceva il collega, vanno allegati i documenti del cavallo, anche quella è un'altra cosa, va allegato il passaggio di proprietà da far firmare all'ultimo proprietario che risulta dal registro APA con un documento, perché magari appunto il commerciante non è il proprietario ma c'è un altro proprietario e il passaggio di proprietà deve essere sottoscritto dal proprietario che risulta. Un'altra cosa importante da scrivere, il commerciante intermediario. Esatto, e un'altra cosa importante secondo me è regolamentare la prova, perché i cavalli spesso vengono venduti sottoposti a una prova, a un periodo di prova che dura una trentina di giorni. Bisogna decidere dove il cavallo viene scuderizzato durante la prova, chi se ne assume le spese e la responsabilità, perché se il cavallo si fa male nella prova, e anche una facoltà di recesso, perché la costituzione del binomio non è scontata e quindi è giusto anche poter recedere magari con la previsione di una penale. Non si trovano bene. Allora, esatto. Parlando di cavalli dovremmo avere, credo, Roberta con chi ha montato un cavallo che sicuramente, dato che il binomio ha vinto qui al Pieracavalli, problemi non dovrebbe averne. Amici dello stand di Fise Veneto, mi trovo in compagnia di Eleonora Furlan. Vedete nei suoi occhi che brilla di tutto e di più, perché è appena classificata al secondo posto del progetto sport Colonnello Nava qui alla finalissima di Verona nel livello 4, che, diciamolo forte, è il livello più alto, dunque il più difficile. Sentiamo com'è andata questa gara. La gara è andata molto bene, Camarillo ha saltato benissimo e mi ha anche aiutato tanto, e penso sia stata una delle gare più belle che ho fatto con lui fino adesso e sono contentissima.
Una gara che però te la sei sudata, perché per arrivare fino a qui sappiamo che c'è stata tutta una fase regionale con le gare svolte presso la tua regione, poi c'è stata la semifinale al mese di ottobre a Cattolica ed ecco qui a Fieracavalli la finalissima. Era la tua prima volta? Non mi era mai successo di venire qua a fare la finale del progetto, l'avevo fatto anche gli altri anni, però non sono mai riuscita ad arrivare fino qua e quindi è il primo anno. E secondo te il tuo istruttore è felice? Lo sentiamo anche lui? Sì, dai, mancava qualche centesimo per vincere, però dai, ci accontentiamo del secondo posto. Bene, allora se Francesco Bassano, il tuo istruttore, è felice, però adesso sappiamo che la tua esperienza e le tue competizioni non terminano qui, perché se non erro hai un altro cavallo. Sì, e con l'altra cavallo ho fatto la gara stamattina e è andata abbastanza bene, ho fatto una barriera, però sono contenta anche di lei. A che gare stai partecipando con l'altra cavalla? Al 121x121 del bronzo. Dunque la tua mattinata qui a Verona è già iniziata molto presto, possiamo dire che è quasi terminata, perché adesso dopo questa meravigliosa premiazione ti puoi rilassare, puoi andare a fare shopping e niente, grazie per questa intervista, complimenti ancora, mi raccomando tienici aggiornati in questi giorni delle altre tue vittorie, vi aspettiamo allo stand FISE Veneto, grazie Fabio, a te la linea. Grazie Roberta, 14:21 sul mio telefonino, quindi abbiamo esattamente, aspetta oggi i conti, 39 minuti e poi torniamo, stiamo aspettando gli ospiti, vediamo anche in base agli impegni in arena e agli impegni politici chi arriva prima, l'abbiamo vista ieri mentre provava tra una campionessa straordinaria del volteggio come la nostra Cavallaro e il presidente della Regione Veneto. In questo momento non lo so, però fra appunto poco, insomma meno di 3/4 d'ora lo scopriamo assieme.